Arriva anche a Venezia la protesta degli agricoltori con i trattori, corteo di mezzi fino a Mestre, poi in protesta nel capoluogo lagunare, nel mirino le politiche europee, la burocrazia e le tasse. Prima della protesta dei trattori, ecco quali sono state le richieste al governo per salvare il settore, così Federica Senno, presidente di CIA Venezia. Un centinaio di attivisti vestiti con tute bianche e mascherine hanno occupato in mattinata il distributore dell'ENI a Villabona contro il progetto per il termovalorizzatore di Porto Marghera. Strage del bus per il medico legale incaricato dalla procura, l'autista Rizzotto non è stato colto da alcun malore, ma l'avvocato della linea raccomanda prudenza. La politica risponde all'appello della magistratura in difficoltà per l'assenza di personale. L'obiettivo è aumentare le assunzioni, ma ci vorranno anni, così nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Furti e rapine in terraferma tra Mestre e Marghera. Da inizio anno ben 12 gli arresti effettuati soltanto dalla polizia, vale a dire un arresto ogni 2 giorni. Ha preso il via oggi con gli spettacoli diffusi il Carnevale di Venezia, partenza volutamente in sordina per non creare sovrapposizioni con la giornata della memoria. Domani mattina la grande festa di apertura. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. La protesta dei trattori in apertura per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali, perché i trattori sono arrivati anche a Venezia, tra Mestre e il capoluogo lagunare, ma ci racconta tutto Anna Maria Parisi. Arriva anche a Mestre la protesta dei trattori contro le politiche europee e nazionali. Dicono che stanno facendo morire le piccole e medie imprese. Una quarantina di trattori con oltre un centinaio di agricoltori provenienti da tutto il Veneto si sono dati appuntamento intorno alle 13 al piazzale di Forte Marghera dopo aver attraversato tutta Mestre nella duplice direzione dalla Romea alla Triestina. La protesta sulla scia di Francia e Germania contro le politiche green dell'Unione Europea. Questa Europa sta distruggendo il mondo, lo distrugge lei, lo sta distruggendo lei. Vogliono il latte sintetico, vogliono la carne sintetica, vogliono le verdure sintetiche per un solo loro scopo, il business di qualcuno a discapito di tutta l'agricoltura. Nel nostro Veneto intanto sta accadendo che purtroppo ci sono parecchie richieste da parte di terzi di comprare o di dare in locazione in affitto gli appezzamenti di terreno degli nostri agricoltori. La finalità: trasformare in una distesa di pannelli fotovoltaici ciò che ora è terreno agricolo. Lungo le risaie di Caorle, in più anche oltre nella nostra zona, anche nel Vercellese, vogliono proprio fare questo tipo di scambio. Non ci vediamo un futuro davanti. Il gasolio sta aumentando giorno per giorno, alimentare il bestiame aumenta giorno per giorno, produrre cereali è diventato improponibile. Abbiamo troppe spese rispetto ai guadagni che abbiamo, non riusciamo più a vivere così. Protesta proseguita poi a piedi lungo Venezia. Questo dunque il clima. A intervenire anche Federica Senno, presidente di CIA Venezia. Io credo che il malcontento che si è scatenato in Europa sia stato visto da CIA molto prima, insomma, che si verificasse in questi giorni. Ecco. All'interno del piano che abbiamo appunto presentato al governo viene richiesta un'equa ridistribuzione del reddito all'interno della filiera, per esempio, ovvero che agli agricoltori venga riconosciuto un giusto prezzo per i loro prodotti, che ci sia un'attenzione per quanto riguarda la fauna selvatica, ovvero che ci sia il superamento che ci sia la possibilità di gestire quella che è l'attuale fauna selvatica che produce danni all'agricoltura, ma non solo.
Dopodiché abbiamo presentato appunto una richiesta per quanto riguarda la risorsa idrica, per cui che questa sia particolarmente attenzionata, che l'acqua appunto venga raccolta e ridistribuita nel momento in cui ce n'è più bisogno, per cui un piano strategico anche per la gestione della risorsa idrica. E a proposito di proteste, un centinaio di attivisti vestiti con tute bianche e mascherine hanno occupato in mattinata la stazione di carburanti dell'ENI alla rotatoria autostradale di Villabona Marghera. La protesta questa mattina intorno alle 11 contro il progetto di un termovalorizzatore a Porto Marghera. Appesi manifesti e distribuiti volantini agli automobilisti per appunto dissuaderli dal fare rifornimento. L'azione si è svolta senza tensioni e al termine i dimostranti hanno appeso uno striscione, lo vedete, con la scritta boicotta Eni, boicotta chi ci avvelena, no inceneritore. Un'assemblea popolare sul tema è stata convocata per il 22 di febbraio a Marghera. Parliamo adesso della strage del bus, si aggiungono nuovi tasselli. Ogni dichiarazione è prematura. A dirlo è Massimo Malipiero, legale di Fiorese, amministratore delegato della linea. All'indomani della deposizione della perizia del medico legale Guido Viel, eseguita sul cuore dell'autista quarantenne Alberto Rizzotto, morto a causa dello sfondamento del cranio nell'impatto dopo la caduta del bus la sera dello scorso 3 ottobre. Quindi, dice Viel, non colto da malore. Il legale evidenzia infatti che le consulenze presentate siano due. Oltre a Viel c'è quella della cardiologa dell'Università di Padova Cristina Basso, assegnata dalla Procura a suo tempo per un'indagine più approfondita sul cuore dell'autista, che, spiega Malipiero, introduce invece elementi di rilievo. Nella sua perizia, depositata il 5 gennaio, la Basso scrive che l'esame eseguito evidenzia, si legge, la presenza di una malattia arterosclerotica delle coronarie, in particolare la sinistra, con placche che provocano un'occlusione del 75%. Nell'ipotesi, si legge ancora, che Rizzotto possa aver avuto un malore, la presenza di queste si configura tra i substrati altamente probabili di morte improvvisa cardiaca e, conclude, la mancanza di danni ischemici nel miocardio rimane compatibile con l'ipotesi di una morte improvvisa cardiaca. Osservazioni queste che però il medico legale ha smentito nella sua perizia, non ritenendole compatibili con la morte di Rizzotto. E in attesa degli esiti sulle analisi eseguite su bus e guardrail, ora la palla passa alla Procura, che metterà a confronto le due consulenze, che saranno poi portate in aula. I temi della giustizia, oggi in Corte d'Appello a Venezia, l'inaugurazione dell'anno giudiziario. L'inno nazionale ed un breve intrattenimento musicale per compensare una cerimonia dove saranno versate lacrime. Così il presidente della Corte d'Appello di Venezia, in apertura dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, lacrime per la situazione in cui versa la giustizia in Veneto, a partire dalla preoccupante carenza di personale, la terza più grave in Italia, sia per i magistrati che gli amministrativi. Mancano le risorse e ciò ci impedisce, ribadisce il presidente, di fare quella giustizia di qualità che vorremmo. E appare quindi curioso che tra coloro che dovrebbero dare le risorse con la legge e con l'attività di governo, troppo spesso vengano attribuite alla magistratura le responsabilità per l'inadeguato funzionamento della giustizia. E gli effetti sono sotto gli occhi dei cittadini. Sono continuamente costretto a delle scelte impegnative che non spettano a me. Se non posso fare tutti i processi e qualcosa va in prescrizione, alla fine devo scegliere che cosa va in prescrizione. I dati sono preoccupanti, i reati sono in crescita e quando anche la singola voce è in calo, ad esempio terrorismo, non è certo per la diminuzione di quel tipo di reato. E della sempre maggiore farraginosità della normativa processuale, con particolare riferimento alla materia delle intercettazioni. Rincara la dose il presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia. Abbiamo una situazione che non esito a definire drammatica con riferimento all'ufficio del giudice di pace.
che è divenuto il luogo dove quotidianamente viene negata giustizia. Non posso che sperare che l'attuazione dell'autonomia differenziata con la richiesta da parte della Regione anche di questa materia possa portare qualche beneficio. Guarda il bicchiere mezzo pieno il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, snocciolando i dati e gli accordi prossimi che porteranno nel giro di un paio d'anni all'incremento della pianta organica nei tribunali del Veneto, annunciando anche un importante appuntamento che si svolgerà a Venezia. Il contrasto del crimine organizzato transnazionale sarà tra gli argomenti centrali di un evento straordinario nell'agenda del G7 Giustizia in programma durante la presidenza italiana proprio qui a Venezia nel maggio di quest'anno. L'obiettivo, dice la politica, è quello di aumentare le assunzioni, ma ci vorranno anni. Denunciata con forza la cerimonia di apertura dell'anno giudiziario 2024 alla Corte d'Appello di Venezia, la carenza di personale di cui soffre a tutti i livelli la magistratura in regione rappresenta uno dei problemi più gravi che deve affrontare l'amministrazione della giustizia in Veneto. Tutto il sistema per le assunzioni che è stato inaugurato, che si è aperto per rimpinguare l'organico di magistrati, è stato fatto per, lo sappiamo, un magistrato non lo crea in 3 mesi. Come i medici non li crea in 3 mesi, perché parliamo anche di problematiche anche estese. Sulla questione anche del personale amministrativo, anche questo veramente preoccupante, da anni lo trasciniamo. Adesso vediamo che ci sono delle assunzioni e sono sempre dei modi per affrontare. In una carenza di organico generalizzata in tutta la regione spicca ancora una volta la situazione delle sedi degli uffici giudiziari di Venezia, i più evitati dal personale, sia per i disagi logistici negli spostamenti in laguna, sia per i prezzi che riducono il potere d'acquisto rispetto alle altre città. Sì, mancano magistrati, mancano amministrativi. Noi da parte nostra abbiamo finanziato la cittadella della giustizia, sta andando avanti, ce l'hanno sempre riconosciuto, ce lo riconoscono. Dobbiamo lavorare tutti insieme, nessuno deve togliersi, bisogna guardare in faccia i cittadini con l'occhio limpido, tutti facciano il proprio dovere. L'amministrazione della giustizia non è basilare solo nella repressione dei reati, alcuni particolarmente preoccupanti come il radicamento dei grandi gruppi di criminalità organizzata in Veneto, ma anche in ambito civile, nella garanzia di tempi certi delle procedure che è condizione basilare per aziende e imprenditori. Se arrivasse l'autonomia, cambierebbe qualche cosa per la macchina della giustizia in Veneto? Ma è stato accennato dall'avvocatura proprio questa mattina, che è la speranza che ad esempio su tutto quello che è la giustizia di pace possa avere, diciamo, uno spazio. Noi un po' di autonomia la applichiamo già, noi siamo stati la prima regione d'Italia, siamo ancora gli unici ad avere un accordo per il quale si possono, diciamo, far scorrere le graduatorie della Regione del Veneto per le assunzioni direttamente nell'ambito della magistratura. Torniamo alla cronaca. In poco più di una settimana sono stati 4 gli arresti condotti dalla polizia per furti e rapine tra Mestre e Marghera. La settimana scorsa a Mestre sono stati arrestati un uomo accusato di furto all'Eurospar e uno ritenuto responsabile di rapina al supermercato Ins. Questa mattina i poliziotti della squadra volante della questura hanno arrestato un altro straniero per rapina impropria alla nave De Vero di Marghera e uno accusato di rapina aggravata in via Piave. Dall'inizio dell'anno solo da parte delle squadre volanti sono stati complessivamente effettuati 12 arresti e denunciate 57 persone. Doppio flash mob delle donne in cammino per la pace davanti ai municipi di Venezia e Mestre per il cessate il fuoco a Gaza. Come donne in marcia per la pace siamo qui oggi ad attualizzare l'olocausto nazista nei confronti del popolo ebraico, perché oggi serva come ricordo e ci faccia riflettere su quello che sta succedendo in questo momento nel mondo. Noi siamo qui con i nostri corpi a portare un messaggio di umanità e di solidarietà. Noi il 27 di gennaio vogliamo celebrarlo soprattutto ricordando il diritto assoluto di ogni donna, di ogni uomo, di ogni bambina e di ogni bambino alla vita, alla libertà e alla pace, perché mai più significa mai più per nessuno. C'è la pubblicità fra poco.
nuovo in diretta per il TG Venezia. Quella di oggi è stata una giornata contrassegnata dalla nebbia che ha provocato molti disagi, soprattutto all'aeroporto Marco Polo di Tessera, con diversi voli in ritardo anche di alcune ore e un clima di incertezze su partenze e arrivi. Sono stati cancellati in tutto un paio di voli sia in partenza che in arrivo, una situazione in evoluzione. La nebbia però non ha fermato l'avvio del Carnevale, anche se la grande apertura è attesa per domani. Ha preso il via questa mattina il Carnevale 2024 a Venezia, che sarà un viaggio affascinante sulle tracce di Marco Polo. Partenza volutamente in sordina, oggi per non creare troppe sovrapposizioni con la giornata della memoria. Tanti gli spettacoli diffusi per i bambini tra Cagli e Campielli e all'aperto in terraferma, ma sarà domani mattina la grande festa di apertura. La parola a Piero Rosasalva, presidente di Vera, società braccio operativo del comune che organizza la Kermesse. Il Carnevale di Venezia è sempre improntato alla continuità, ma con una capacità di innovazione. Tra la continuità non potevano mancare la Festa delle Marie, che è celebre e che è stata ormai ultra decennale, da 30 anni che si porta avanti e che anche quest'anno viene celebrata. E poi una novità, in certo modo, quantomeno una nuova interpretazione, sono le sfilate dei carri allegorici che erano già presenti anche nel passato nel nostro territorio, ma che sono molto allargate, saranno oltre di 11. La nebbia, presente per tutta la giornata, non ha quindi fermato la magia della festa. Domani ci sarà il corteo acqueo dalle 11 delle Lemiere sul Canal Grande con la Pantegana e la festa in campo dell'Erbaria a Rialto, e poi dalle 11:30 in fondamento a Canareggio il buffet offerto dalla EP di Venezia. Nel pomeriggio di oggi la Maria del Carnevale è stata celebrata allo stadio prima della partita del Venezia. La quantità certamente è utile, necessaria, ma il Carnevale è anche destinato ai nostri residenti ed è comunque indirizzato a offrire forti iniziative di grande qualità. Lo sport con un gol di Gianluca Busio nel finale del Venezia ciuffa 3 punti fondamentali per la classifica, battendo la Ternana per 1-0 al Penzo. Gli arancione-verdi salgono a quota 41 in 22 partite insieme alla Cremonese al secondo posto della Serie B, e sabato prossimo a Parma alle 14 ci sarà lo scontro diretto con la capolista. Questi gli aggiornamenti sul fronte sportivo, ci restano quelli sul fronte meteo. Vi lascio quindi alle nostre previsioni del tempo. È tutto da Venezia, buona serata. Il Piccolo Scavo è specializzato nella realizzazione di impianti fognari, sottoservizi per utenze e adeguamento fognario alla rete consortile. Bentrovati al meteo. Anticiclone prevalente sul nostro territorio. Il tempo dunque sarà ancora buono. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto la grafica di domenica 28 gennaio evidenzia un ampio soleggiamento. Tuttavia durante le ore più fredde saranno probabili foschie o nebbie, specie sui settori meridionali della pianura, localmente persistenti per tutta la giornata. Temperature stazionarie minime tra 1 e meno 2 gradi, massime tra 7 e 9 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui tempo stabile con cielo in prevalenza sereno. Sarà possibile però la formazione di nebbie notturne, specie sulla bassa pianura. Temperature minime tra meno 1 e 3 gradi, massime sui 10-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove non cambierà di molto il contesto perché dominerà il sole, il cielo sarà sereno o velato. Temperature minime tra 1 e meno 2 gradi, massime sugli 11-14 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Il Piccolo Scavo è specializzato nella realizzazione di impianti fognari, sottoservizi per utenze e adeguamento fognario alla rete consortile.